Cara scuola, quanto ci costi? Questo è il tema dell'incontro organizzato oggi da Federconsumatori per fare il punto su quanto spenderanno le famiglie per mandare i figli a scuola. La corsa all'acquisto del corredo scolastico è infatti già cominciata. Zaini, quaderni e penne, ma anche grammatica, esercizi, manuali di storia e filosofia, vocabolari che quest'anno peseranno complessivamente sul bilancio familiare il 5% in più rispetto al 2011. Questi i dati raccolti da Federconsumatori, che ha quantificato la spesa che le famiglie dovranno sobbarcarsi e che per il 2012 ha calcolato una media di 995 euro a studente, comprensiva di testi e materiale didattico. Il conto è presto fatto, visto che per uno zaino si spendono dai 30 agli oltre 100 euro a seconda di marca e modello. Gli astucci oscillano dai 12 ai 30 euro. I quaderni più semplici costano ciascuno da 1,20 euro in su. A questa va aggiunta la spesa per i libri di testo fino a 382 euro al liceo classico come tetto massimo stabilito dal Ministero e per i dizionari che viaggiano dai 75 ai 90 euro. E così ai rincari di luce, acqua, gas e il costo del carburante le famiglie quest'anno dovranno far fronte anche al caro scuola. C'è da dire però che al contrario delle bollette e delle spese canoniche, nel caso della scuola il modo di risparmiare esiste. Come risparmiare? Risparmiare avendo l'elenco dei libri, porsi alla ricerca dei libri di testo usati. È importante, quando si acquista un libro di testo usato, controllare il codice ISBN. È l'unico strumento che permette di valutare se il libro che si sta acquistando è davvero conforme al libro adottato. Si possono acquistare libri sia nuovi che usati online. Quest'anno anche la grande distribuzione si è attivata con delle iniziative, basta fare un giro o attraverso internet delle ricerche, anche nella grande distribuzione si possono ordinare i libri e si possono avere o uno sconto sul prezzo di copertina o dei buoni sconto da spendere per fare la spesa.